leader della classifica generale al Giro d'Italia, è un portacolori della Movistar Team, Nairo Quintana! Nairo Quintana viene premiato da Sergio Bolzonello, vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia. Veste la maglia rosa di leader della classifica del Giro d'Italia, 2 giornate dalla conclusione, il corridore colombiano che prende i colori di Movistar Team. Zonello, al di là del risultato finale, una grande giornata di sport a Piancavallo. È veramente una grandissima giornata. Ho appena finito di parlare con Mauro Vegni, il direttore del Giro d'Italia. Mi ha confermato l'impressione che avevamo tutti, che è stata una tappa straordinaria. Abbiamo avuto tantissima gente sulle strade da San Candido, me lo diceva anche Argentin, che ha seguito tutta la tappa da San Candido a qui, ha visto tanta gente su tutte le strade, in Friuli in particolare, dal momento in cui sono entrati in Friuli arrivando fino a Piancavallo, dappertutto. Questo significa che c'è un amore, un legame del Giro con la nostra regione in particolare. Grazie allo straordinario lavoro di Enzo Cainero, non finirò mai di ringraziarlo abbastanza. E poi qui Piancavallo, grandissima tappa dal punto di vista sia agonistico, infatti cambiata la maglia rosa, ci sono state una serie di dati significativi dal punto di vista agonistico, però dal punto di vista turistico un grande spot per questa località che meritava di riavere la ribalta, se l'è meritata tutta, è un'organizzazione perfetta come da manuale, e devo dire ancora una volta grazie a tutti i volontari che ci hanno dato una mano. Quindi la montagna friulana ancora una volta diventa determinante per la definizione della classifica, segno che sulla montagna friulana bisognerà anche scommettere in futuro. Beh, l'ho già detto a più di uno, in queste ore, ma di fatto abbiamo iniziato già in questa pianificazione da 2 o 3 anni, ma in queste ore stiamo già pianificando i ragionamenti per il 2018. Penso che avremo una sorpresona nel 2018, ma mi tocca fermarmi qua, altrimenti Enzo mi toglie il saluto, Enzo Cainero mi toglie il saluto, e soprattutto Mauro Vegni, il direttore, non ditelo a nessuno, si arrabbia davvero. Però possiamo dire sicuramente che non sarà una tappa pianeggiante. Beh, in Friuli tappa pianeggiante la vedo male, a meno che non sia una cronometro, e allora sarebbe un'altra cosa ancora. Enzo Cainero, patron delle tappe del Giro d'Italia del Friuli Venezia Giulia, mancano pochissimi chilometri all'arrivo, mi pare che la risposta di pubblico non c'era dubbio, c'è, e sono qui tutti ad aspettare i campioni. Ma è oltre ogni aspettativa però, perché avendo fatto 2 ore fa in moto con Orioli e il vicepresidente Bolzonello la salita, abbiamo visto una marea di gente, non era finita, qui c'è tantissima gente, e questo per me è il più bel riconoscimento e premio di un lavoro fatto a livello di squadra, a livello non solo personale, ma di volontari del comune di Aviano che si sono impegnati moltissimo. È il modo migliore, credo, per il Friuli Venezia Giulia di promuovere in territorio ad un rapporto di costi e benefici a nostro favore in modo strepitoso. Io sono molto contento, soprattutto perché si riconferma che la strada che abbiamo intrapreso di insistere su questi grandi eventi è la cosa migliore. Una gara ovviamente nel ricordo di Pantani. Sicuramente nel ricordo di Pantani e di Scarponi, che ripeteremo domenica con una amatoriale, proprio perché i grandi campioni con le loro imprese sportive hanno dato sempre emotività, passione, e questo mi fa molto piacere, e mi soddisfa anche aver visto tantissimi giovani. Questo vuol dire che lo sport del ciclismo è popolare, non in senso negativo, ma popolare in senso molto positivo. Noi sappiamo che la macchina organizzativa ha già pensato al prossimo anno. Con che cosa? Ma sulla carta è già fatto, non posso dirlo perché, per ovvi motivi, perché fino a quando non lo vedo scritto e certo del tutto io non voglio sbilanciarmi. Ecco, indubbiamente mi auguro di fare una tappa, lo dicevo prima alla RAI, non certamente di pianura. Quindi Zoncolan? E non solo.